Tornata delle comunali, Monfalcone, Pordenone, San Pier di Zonzo, la valutazione da parte del Partito Democratico. Ma sapevamo che erano partite complicate in salita e così si sono confermate. Sostanzialmente vince la destra in alcuni territori con un'evidenza più forte, come ad esempio a Monfalcone dove è una vittoria della Cisint, e a Pordenone anche se insomma con 10 punti in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Su Pordenone resiste la nostra coalizione e la proposta di Nicola Conficoni, quindi siamo soddisfatti del risultato che è nelle attese. Quindi siamo pronti a lavorare ancora insieme. A Monfalcone ovviamente la sconfitta brucia e sapevamo che era molto difficile, però ci aspettavamo qualcosa di più. Ha vinto sostanzialmente non tanto Fasan, ma direi la Cisint, che ha cavalcato l'onda di una paura che a Monfalcone esiste e che lei ha cercato di strumentalizzare fino in fondo anche politicamente. Siamo contenti della nuova elezione di Denise Zucco a San Pier di Zonzo. Lì appunto abbiamo un centro-sinistra di nuovo compatto. A tutti i neosindaci l'augurio di un buon lavoro. Faremo un'opposizione costruttiva, faremo un'opposizione nell'interesse dei cittadini.